Il terribile impatto quasi frontale, un'auto che si ribalta sulla carreggiata, l'altra che termina la sua corsa fuori strada, è costato la vita a un giovane di origini marocchine di appena 28 anni, Aniwi Ayoub. Il gravissimo incidente è avvenuto in tarda sera a Loreggia, nel Padovano, lungo la strada regionale 307 del Santo. Una vittima e 3 feriti, dunque, il pesantissimo bilancio. Poco prima delle 22 il violento scontro tra una Nissan Qashqai condotta da una 57enne albanese residente a Paese e una Volkswagen Golf diretta a Castelfranco, al cui volante c'era un 41enne marocchino. Il 57enne è rimasto ferito lievemente, così come il passeggero che era con lui. Ferito gravemente invece il 41enne, tuttora ricoverato in codice rosso a Padova, mentre Aniwi Ayoub, residente proprio a Loreggia, è morto poco dopo le 5:30 all'ospedale di Campo San Piero. In base a una prima ricostruzione sarebbe stata la Golf a invadere la corsia opposta provocando l'impatto, circostanza che saranno ora i carabinieri di Campo San Piero ad accertare. Sul posto SUEM 118 e vigili del fuoco. Il 28enne non è l'unica vittima di queste ultime ore. Alle 11:30 del mattino a Meledo di Sarego, altro frontale tra 2 vetture all'esito, stando ai testimoni, di un sorpasso. Stesso bilancio, un 24enne del luogo deceduto, gravissimo, l'amico che era con lui a bordo della Volkswagen Scirocco e le 2 occupanti dell'altra macchina, una Mercedes, ferite e trasportate in ospedale.